Yolanda. Sei tu? Orsera era rimasta tardi per venire a disturbare. Allora mio se non tu tornavi, sve. Perché non ti sei chiatato un lavoro là io? Io hai provato, ma un ergastolano è difficile che lo chiappi in lavoro. E spero se ti chiatato chi allora, ed un vier. Ma in fondo chi era nei miei paesi. Sono questa qui, Giordanos. Perché? Mi hanno detto che i varesi sono in chiamare di fità. E cui io la dite? Le fantate dall'osteria. Non sei di questi sbandi. Mi ves una musa nuova? I soldi di Chiascià, ma sono stato via un lavoro di anni. Sì, fu stagione. L'estate, saresse il fen, il sorg, e poi le svendemis. I contadini hanno sempre bisogno di farci. Ma tu capisci che come è un momento che non puoi stioliti lavoro, no? A meno che non tu vuoi fare il parto conto, figurando, come socio, e non come operario. Senza libretti, insomma. Volevo sapere perché sono stato in Peresone. Sono affari giusti. Qua poi dormire. Anche io sgnozzi volevo. Ecco, mo arrivai di persone. Grazie. Poi devo offrire un taglio all'osteria. No, squen là. Un'altra volta. Mi pare che hai copertoni un po' fruas, però, Sì, ma per il resto mi pare che siete impostato. E poi per 4.000 francs non potete pretendere di migliore, eh? Noi è pure. Io hai le mans nettes. Avevo combinato col lavoro. Per momenti di contentarmi di qualche lavoro del Marangon. O a fare piacere a qualche contadino che avete bisogno. Allora invece un grum di lavoro. Ah, per un anno sicuro. Salse imprese Ciro Operaios. Ah, che il non sai, bisogna che il domandi in uffici e trasesi. Di dove la sesa? Di Trepp. Sapevo guidare il camion o la paccara? No, nessuno dei due. Ti pensi tu di toppare? No, con che le morti avevi nome 2 anni. Sa tu, dice che è morto. Mamma mi ha detto che alla chiappata delle tubercolosi con che lei in monte più partigiani. Boh, le manari è pronta. Ma sei cencebes, perché mi vedo a fare che lavoro qui? E a te ti costi al spettacolo che di? Appena che hai i besti, pai, o non ti fidi su di me? Io hai bisogno di che i bes, dice credeso che vivi. Aspetti fino a domani dopo vonde. Calmiti, Benedetto. Io non cosa resta il bulo se fossi in te. C'è inteso di? Io chi savi in due ti indurà che tu vedi, e c'è che tu hai fatto. Riccardo, ma ci fai sto? Sei venuta via della che lavorai? Ah, noi è roba per te. I lavori di mano vai qui. Pagherai il dump. Basta che tu le fermi, però. E la fermerai, quanti dici io? Insomma, vonde un po' di rispetto. Rispetto per cui? Per un delinquente? Come vonde? Allora, spudat fuori di davvero! Delinquente! Io lei sono grum di ben a quel frutto. Alle docce che hai? Poi ne gnot leseo. Là dentro ho lasciato metà delle mie vite e tutte le mie gioventù. Un uomo pasquè in Gambia. Alla 10 è stato veramente tremendo ciò che vi è passato. Non potessi immaginare troppo, Rita. Di quando sono tornato e sono cambiate tante robe.
Io ho chiamato un lavoro, un'stanza per dormire e fare il mangiare. E ho cominciato anche a mettere via un franco. E ho chiamato anche qualcuno che come te, Tomari, hanno avuto fiducia in me e mi hanno aiutato. Ma le robe sole non le cambiate. Io sono sempre di solo, come in che volte. Non è colpa mia, è il destino che la metto delle robe così. Ci ridi, capimi. Ciao di capire, Rita, che hai di rassegnarmi a vivi fino in fondo come un disperato.